Come azienda noi 3 anni fa abbiamo vinto un primo bando con l'Agenzia Spaziale Italiana per l'utilizzo di dati provenienti da satelliti Cosmos SkyMed, che sono un gioiello tecnologico di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana, su un bando riservato alle piccole e medie imprese, dove si ricercavano delle applicazioni innovative e pratiche rispetto all'utilizzo dei dati radar. Questo progetto nasce a Ventimiglia, è una città che personalmente io amo, e dove si era creata un'esigenza che hanno tanti comuni in realtà, quella di monitorare il territorio e capire quali sono i cambiamenti e avere comunque una possibilità vera di decidere meglio per il territorio. Quindi su questo progetto per la Regione Sardegna in realtà abbiamo messo un altro tassello, l'economia generata dalle attività che si svolgono nello spazio. Il vantaggio principale che è nato con di percepire cambiamenti sul territorio anche di pochi millimetri, sia in orizzontale che in verticale, andare a sviluppare degli algoritmi nuovi che ci consentissero di misurare anche le cose che crescevano sul territorio. E questo è il progetto Sardos, che è acronimo di Sardegna osservata dallo spazio e dalla terra, perché oltre all'osservazione radar abbiamo anche messo a disposizione in questo progetto i nostri droni acquatici, che si chiamano Hydra e sono delle meraviglie tecnologiche che riescono navigando il mare a darci le informazioni legate alla profondità. Nemea Sistemi è un'azienda ligure e ha la sede legale a Sanremo, ma negli ultimi 6 anni abbiamo fatto grossi investimenti in termini di risorse e di competenze in Regione Sardegna, tant'è vero che la nostra sede è ad Alghero. Al momento attuale come azienda noi seguiamo quasi 450 pubbliche amministrazioni in Italia e oltre 100 privati che lavorano nel mondo utility. Le nostre specializzazioni fondamentalmente sono quelle legate alla gestione dell'informazione geografica, e questo per consentire ai nostri clienti di conoscere le cose che gestiscono, e quindi noi diciamo sempre che non puoi migliorare una cosa se non la conosci prima. A fronte di questo siamo da 4 anni soci del distretto aerospaziale, convinti che questo tipo di entità potesse già da subito coinvolgerci in un processo virtuoso, e quindi consentire innanzitutto di avere un'unica voce ben rappresentata all'interno delle istituzioni, in questo caso Regione Sardegna, e avere la capacità quindi anche di lavorare con team eterogenei con competenze molto verticali, cioè parliamo di aziende che all'interno del distretto fanno cose veramente molto importanti di settore, quindi rientriamo nei temi pieni della space economy, di quello che è l'economia generata dalle attività che si svolgono nello spazio. Il vantaggio principale che è nato con l'interesse da parte di Regione Sardegna ai finanziamenti derivanti dal POR-FESR 2014-2020 per Nemea Sistemi sono stati quelli di avere l'opportunità di andare a fare una progettazione molto particolare rispetto al monitoraggio del territorio, e andando a mettere a frutto anche le competenze pregresse. Quindi il progetto Sardos è un progetto assolutamente innovativo, forse il primo in Italia, ed è stato anche recentemente presentato in diversi eventi internazionali, fra cui l'International Astronautical Congress che si è svolto a Brema e che ha visto le maggiori agenzie spaziali del mondo riunirsi per proporre delle cose, in questo caso anche ascoltare quello che abbiamo fatto qua in Sardegna. È stato promosso anche in Asita, che è diciamo, la manifestazione nazionale più caratteristica e ormai storica dell'Italia, che raggruppa gli interessi cartografici, e quindi possiamo dire che siamo qui a testimoniare di quanto il comparto dell'aerospazio in Italia ha competenze adeguate per misurarsi con scenari mondiali,
e quindi la presenza di distretti aerospaziali in Italia non fa altro che favorire questo tipo di economia. Sardos prevede 4 siti di osservazione che sono posti ai 4 angoli della Sardegna, proprio perché volevamo con Sardos avere un'idea un'idea globale di quelli che sono i cambiamenti che intervengono sulla prima fascia costiera. E quindi abbiamo iniziato a osservare Alghero, Arzachena, Quartu e Capoterra, quindi nord-ovest, nord-est, sud-ovest e sud-est. Lo facciamo quindi a partire da marzo del 2018 attraverso acquisizioni Spotlight dei satelliti Cosmo SkyMed e con l'utilizzo dei nostri droni acquatici Hydra. Tra tutti i possibili risultati credo che quello forse più rilevante sia la capacità che il distretto insieme ai suoi soci ha mostrato nell'attrarre finanziamenti e risorse finanziarie appunto a favore dei soci o a favore dell'aerospazio più in generale. Giusto per dare dei numeri che sono sempre importanti per quantificare e consentire di quantificare la rilevanza che il distretto ha assunto e i suoi soci naturalmente nel panorama dell'aerospazio in Sardegna, ma mi permetto di dire anche italiano, mi sembra importante far emergere il fatto che a fronte di circa una decina di milioni che la Regione Sardegna ha deciso di investire quale contributo pubblico alla progettualità nel settore aerospaziale, il distretto e i suoi soci sono riusciti ad attrarre finanziamenti per circa 50 milioni. Io credo che questo sia un risultato decisamente rilevante, ritengo che sia un fattore 5 sia in questi contesti, nel contesto italiano in particolare, sia un risultato estremamente utile a, ripeto, far crescere l'aerospazio in Sardegna, ma a dare un significativo contributo anche all'aerospazio italiano. Per stare in questo campo, quindi il contributo che il distretto sta dando e darà, io mi auguro, all'aerospazio italiano, cito alcuni esempi che mi sembrano calzanti in questo contesto. Un esempio sicuramente è rappresentato dal fatto che il distretto è nato per mettere a sistema 5 grandi infrastrutture presenti nel territorio dell'isola. 2 di queste rappresentano un unicum nel panorama nazionale e mi riferisco in particolare al radiotelescopio di San Basilio, il più grande radiotelescopio d'Europa, e mi riferisco in particolare alle infrastrutture e attrezzature di monitoraggio presenti in questo momento nel poligono interforze del Salto di Quirra. Queste sono 2 infrastrutture, ripeto, voglio sottolineare questo concetto, uniche nel panorama italiano. Esistono poi altre infrastrutture, in particolare aeroporti, che a mio modo di vedere, e non solo mio naturalmente, messe a sistema con le infrastrutture che ho citato prima, possono rappresentare davvero una piattaforma ideale di sperimentazione nel territorio italiano e ci auguriamo non solo italiano. Il distretto aerospaziale ha recentemente acquisito 2 brevetti internazionali. 2 brevetti internazionali che sono dedicati interamente alla esplorazione umana dello spazio e credo che sia l'unico tra i distretti italiani a detenere una propria proprietà intellettuale. Perché sono importanti questi brevetti? Questi brevetti sono significativi, io credo, perché in questo momento i grandi paesi quali gli Stati Uniti e la Cina si stanno muovendo in modo decisamente significativo
verso l'esplorazione dello spazio umano e quindi io credo che la Sardegna, attraverso questi brevetti, attraverso anche altre ricerche naturalmente che sono, diciamo, oggetto di attenzione proprio in Sardegna, possano dare un contributo veramente importante a questo settore che può portare il sistema paese ad essere un forte contributore per, diciamo così, raggiungere significativi risultati appunto nel settore dell'esplorazione dello spazio. Con investimenti da parte dei soci veramente modesti, parlo di poche migliaia di euro per ciascuno, il distretto è riuscito, anche ovviamente attraverso il loro contributo, dei soci naturalmente, a portare a favore dei soci delle risorse che si targettano sui milioni di euro. Questo credo che sia forse l'elemento più gratificante, mi permetto di dire, per le piccole e medie imprese. Credo che il distretto possa rappresentare, e per alcune lo ha sicuramente rappresentato, un volano di crescita, di visibilità. Voglio ricordare che piccole e medie imprese evidentemente non hanno per esempio un ufficio stampa, raramente hanno dei contatti con la stampa e invece attraverso il distretto hanno la possibilità di veicolare molte delle loro diciamo così, attività, molti dei loro risultati e, ripeto, rientrare, come si usa a dire in gergo finanziario, dell'investimento messo in campo. Direi rientrare in modo più che pienamente soddisfacente.